Quarantenati vicini e lontani, ben trovati. Mi trovo in compagnia del nostro carissimo professore Russo. Anche noi, diciamo, lontani da quella che è la nostra veste usuale, professore. Ci siamo adeguati anche noi a quelli che sono i tempi. Sono arrivate tantissime, proprio tantissime richieste per quanto riguarda i nostri amici in merito a dei termini che si sentono magari abitualmente e che ci hanno richiesto la sua consulenza, in modo particolare Matapollo. Matapollo è il nome siciliano di un tessuto di cotone con armatura tipo tela, più o meno pesante e più o meno fitto. Il nome deriva da Matapollam, che è un sobborgo di Narasapur. Narasapur è un comune dell'India dove la Compagnia Inglese delle Indie Orientali possedeva una fabbrica dove appunto produceva questo tipo di tessuti. L'Inghilterra poi divenne, ebbe il monopolio di questa produzione proprio d'Inghilterra. Inghilterra specializzandosi in questo tipo di lavorazione. Oggi il Matapollam è prodotto ovunque. L'Italia, per esempio, è una grande produttrice ed esportatrice di Matapollam. Il nome italiano propriamente del Matapollam è mussola. Ah, la nostra mussola, certo, mussola di cotone, bellissima. La mussolina, che è ancora più leggera, più fine di trama e di filato. Ok. Mussola deriva a sua volta dal nome della città di Mosul in Mesopotamia, dove si fabbricavano pure queste cose. Ah, che meraviglia, tra l'altro io l'adoro, è uno di quei tessuti che adoro, perché specie d'estate è fresco. Sì, è bellissima, fresca da portarsi addosso sulle carni direttamente. E adesso andiamo ad un termine carissimo a molti perché viene usato dal caro nostro commissario Montalbano, che è Cabbasisi. Cabbasisi è il plurale di Cabbasisa. La Cabbasisa è una bacca dolcigna, mangereccia, la cui forma finì già da molto tempo, per essere utilizzata come metafora dei testicoli. Ah, ecco. È tuttora vivissimo, giustamente come poco fa dicevi tu, l'espressione un circumpere di Cabbasise. Infatti. Da piccolo io l'ho mangiata la Cabbasisa, perché mio padre ogni tanto la comprava. Ah, ecco, io non l'ho mai vista. Una specie di mandorletta dolce. Ah, ok. Cabbasisa deriva dall'arabo Hab Aziz, cioè bacca preziosa. È il nome appunto di questa cosa. Ah, ok. Bella tra l'altro. Aziz. Aziz ha dato il nome alla nostra Ziza. Certo. La preziosa, ecco, infatti. Inciopita o inciopito? Inciopita è la variante siciliana di intrepido, intrepida. Il termine è di origine latina, intrepidus, che vuol dire ardito o coraggioso. Nel nostro dialetto assunse però poi un significato peggiorativo, di impertinente, di sfacciato. Per esempio di una bambina della quale si dice che è intropida, si dice che è impertinente, cioè a una bambina impertinente si dà dell'antropida, a Palermo Anciuapeta. Ad una donna sfacciata, linguacciuta, si dà dell'anciuapeta a Palermo Antropida. Ah sì, perché invece avevo capito che era una un po', diciamo, poco sveglia quando la diceva intropida. No, quella è la sciacchiola. Ah, ecco, e quindi arriviamo al quarto termine, professore, sciacchiola. La sciacchiola. Sciacchiola, c'è anche la variante sciacchiolara, a Palermo, stracchiolara, è un termine molto interessante, e viene da Dracula. Che cos'è la Dracula? Cos'è, infatti? Viene la Dracula, parola preceduta
da una S intensiva, peggiorativa, e diventa stracchiola o sciacchiolare. Che cos'è la traccola? La traccola è un sonaglio grosso così, anche più grosso, di legno e ferro, che si portava. Io l'ho portato da Chierichetto e l'ho fatto suonare, nel senso l'ho fatto crepitare, e si portava durante la processione del Venerdì Santo e scandiva le fermate e le partenze delle due vare, quella della Madonna e quella di Gesù morto. Perché si faceva, ecco, si faceva, diciamo, questo doppio giro rotatorio, e la traccola sbatteva perché aveva un ferro, facendo trac 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 trac, ma molto forte, un suono molto forte, serviva per avvisare delle soste, delle ripartenze dei due fercoli, cioè delle due vare, della Madonna e di Gesù morto, e serviva anche contemporaneamente per imporre il silenzio. Ah, ecco, allora forse mi è capitato di averla vista qualche volta in qualche processione. Sì, sì. È come che, diciamo, da traccola siamo arrivati a stracchiola, che non è, diciamo, un termine. La stracchiola è una donna del popolo, sciarliera, sguaiata e volgare, che fa, parlando e agitandosi, tanto rumore come se fosse una draccola. Ah, ecco, abbiamo scoperto cos'è una sciacchiola, professore. Bene. E quando invece questa stessa donna, che è sciarliera, rumorosa, agitata, non è né sguaiata né volgare, le si dà della ciaula. A ciaula, certo, sì, una ciaula. Abbiamo pure soddisfatto la curiosità della ciaula. Bene, sì. Amici ed amiche quarantenati, spero che anche questa puntata vi sia piaciuta. Come sempre vi esorto a continuare ad inviarci, che comunque lo state facendo e che ci state mostrando tutto il vostro, diciamo, calore e di questo vi ringraziamo. A quelli che sono comunque i nostri canali, la mail che vedrete in sovraimpressione nella pagina di Facebook. Amiche ed amici carissimi, prima di terminare questa puntata vorrei per un momento, per 5 secondi, con 5 secondi di silenzio, ricordare una perdita dolorosa per il pubblico dei lettori, gli intellettuali, la cultura mondiale, la scomparsa dello scrittore cileno Sepúlveda. Va bene così, Michele. Grazie professore. Alla prossima. Alla prossima.